Donare il sangue è importante, importantissimo. Il ruolo del donatore è fondamentale in un periodo in cui la richiesta di sangue e plasma è altissima e in cui la pandemia ha complicato anche le dinamiche più semplici. Donatori e associazioni si impegnano per garantire una fornitura di prezioso sangue e per diffondere la cultura del dono, ma a volte si scontrano con la realtà delle aziende sanitarie. Nascono così incomprensioni, disagi per i donatori e altre situazioni che rischiano di vanificare il lavoro dei sodalizi e l'impegno delle persone. Il fatto che i tempi si prolungano, non vengono rispettati i tempi del processo di donazione. Quindi oggi abbiamo lavorato tanto come associazioni per fare una app, per fare un programma prenotazioni, in modo tale che tutto sia programmato con le loro tempistiche. Oggi in alcuni centri trasfusionali, soprattutto in UL7, questo non viene rispettato ed è una mancanza di rispetto da parte delle persone che si prendono il tempo per andare a donare il sangue e questo non va bene. Il rammarico è forte e l'appello arriva dritto ai vertici dell'ULSS 7 Pedemontana. Oggi il rispetto è fondamentale, oggi ci troviamo in un momento storico molto delicato, molto particolare. C'è una carenza di medici, ma di quella già ne sappiamo, ma oggi a mio avviso le aziende sanitarie, soprattutto incentrate in ULSS 7, stanno dimostrando forse di non avere la necessità, la voglia di risolvere determinate problematiche. I tentativi di ottenere maggiore attenzione dalla sanità pubblica non hanno portato a nulla. È una provocazione quella che faccio, perché dopo tanti mesi che stiamo vivendo delle difficoltà, che i nostri donatori stanno vivendo delle difficoltà, ad oggi non abbiamo ancora avuto risposte.